Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Shogun 2 Total War. Quest'oggi ci troviamo nuovamente nella ricerca partite pronti per una nuova battaglia 1 contro 1 in modalità multiplayer. Ed ecco che abbiamo trovato un ottimo avversario, livello 7 bronzo, e a quanto pare eccoci qua le nostre vecchie unità che sono state frantumate. Vediamo un po' se riusciamo a ricomporre un esercito. Allora, la battaglia avverrà nella valle di Nishizawa a Fondi Grandi. Come potete ben vedere il nostro avversario è già pronto, quindi non facciamolo aspettare oltre. Posizioniamo due unità di arcieri, ovvero due unità di schermagliatori. In seguito posizioneremo, vediamo un po', 5 unità di fanteria corpo a corpo, anzi pure 6 visto che non sono potenziate completamente al massimo. In seguito posizioneremo anche delle cavallerie, ovvero vediamo un po', 3 cavallerie di monaci guerrieri con Naginata, e abbiamo 739 monetine per posizionare ben 3 lancieri. Allora, può andare bene, possiamo posizionare invece di quest'ultimo ragazzone un bel, come possiamo dire, come non mi viene il nome, ecco, un ausiliare con Naginata. Però vediamo un po', possiamo addirittura potenziare le nostre katane, vediamo se c'è qualcosa di più dispendioso. Bene, possiamo sostituirla con, abbiamo i razziatori Wako, non sono disponibili. Va bene, lasciamo così, può andare più che bene. Ok, siamo pronti, i servitori sono al loro posto. Il nostro esercito, come avete ben potuto vedere, è un esercito standard che utilizzo di solito. Comunque mi andava di effettuare una bella partita di Shogun 2 Total War, ed eccoci qui con la vecchia via. A quanto pare il nostro avversario la detiene anche. E a quanto pare, ragazzi, oggi dovevo effettuare il gameplay su Max Payne 3, continuare la campagna dove eravamo rimasti, con il vecchio Max nel cimitero, quindi con un ritorno al passato. Però a quanto pare non sono riuscito a recuperare i salvataggi, ovvero non erano rimasti salvati all'interno di Steam, quindi all'interno del social club, e a quanto pare dovrò ricominciare la campagna da capo. Sono riuscito ad arrivare, mi sembra, al capitolo 3, eravamo arrivati al capitolo 8, comunque ancora la strada è lunga, però riuscirò a recuperare quindi tutto questo ritardo, spero nei prossimi giorni, e che tutto possa filare liscio fino all'arrivo di Formula 1 2012, che avverrà ovviamente nel mese di settembre, ovvero il 20 settembre, e ci specializzeremo soprattutto su quello. 10 giorni dopo uscirà Resident Evil 6, quindi ragazzi avremo un bel po' di tempo avremo un bel po' di cose da fare. Allora, posizioniamo le nostre unità in prima linea, ovvero i nostri schermagliatori d'elite, il team Popeye e i monaci guerrieri con arco. Posizioniamo anche i nostri lancieri in seconda linea in modo tale da offrire copertura per quanto riguarda le cavallerie. Avanziamo, benissimo, e posizioniamo ovviamente anche i nostri combattenti, i nostri samurai con katana. Bene, la barra dell'equilibrio ci dà un po' di svantaggio, non so perché, probabilmente l'avversario avrà scelto molte più unità di noi, o addirittura delle unità molto più potenti. Le nostre cavallerie non dispongono del grido di battaglia come le precedenti, però sono abbastanza utili perché detengono del bonus contro le altre cavallerie. Il nostro generale è un generale, l'abilità generale detiene. E adesso possiamo immediatamente selezionare tutto sotto un unico gruppo e dirigerci in avanti sopra quel promontorio. Allora, benissimo, possiamo selezionare il tutto. Vediamo un po' l'avversario che cosa nasconde dietro queste montagne. Allora, samurai con katana, anche egli, vediamo un po', mandiamo anche le nostre cavallerie su questo frontone. Vediamo, ci sono due dojo degli arcieri che aumenterà la velocità di ricarica di tutte le unità con arco, e il bonus dell'armatura, che aumenterà ovviamente l'armatura a tutte le unità di un'unità. Vediamo, allora, samurai con arco e samurai con arco. In seguito samurai con katana lisci, seguiti da samurai con naginata, samurai con katana nodaki e un bel minestrone. Wow! Anche delle cavallerie con katana e cavallerie con yari, che ovviamente serviranno per proteggere le katane. Allora, una partita davvero molto strana, ragazzi. Non mi era mai capitato un avversario con un esercito così variegato. Quindi andiamo avanti intanto con le cavallerie per creare problemi dalle retrovie. Le nostre cavallerie saranno più efficienti nel corpo a corpo, soprattutto con le cavallerie con katana, e a lungo andare cadranno giù. I nostri arcieri avranno la portata aumentata rispetto ai suoi, vero? Vediamo un po'. Sì, quindi possiamo sfruttare questo vantaggio. Il generale ovviamente dovrà avanzare per mettersi infine alla morte. Chissà se cercherà una schermaglia oppure si butterà definitivamente a rush, ovvero in avanti. Ok, avanziamo anche con le cavallerie da questo lato. Vediamo un po'. Ha molte unità lisce, ovvero nuove reclute, ed ecco che le unità già si sono stancate, ragazzi. Visto che il mio generale appunto detiene dell'abilità generale, le unità si stancheranno meno, soprattutto in salita nei pendii più ripidi. Avanziamo con queste altre cavallerie, ma non so dove si vuole rifugiare. Vediamo di
camminare con un passo meno accelerato, tanto la partita non, tanto l'avversario non può fuggire oltre, e soprattutto la stanchezza fa molto nel combattimento corpo a corpo. Avanziamo. Vediamo un po'. A breve ragazzi caricherò nuovi gameplay di Dota 2. Sto provando numerosi personaggi, ecco perché ancora non ho caricato altri gameplay. Nel momento troverò il personaggio d'Elite, ne caricherò diversi. Ecco le cavallerie, facciamogli fare un bel giro. Attenzione agli arcieri che sono pericolosissimi. Ecco che si stanno avvicinando. Vediamo adesso di aumentare il passo per impostare la nostra formazione. Benissimo, attenzione alle cavallerie. Mettiamole qui. Creiamo sempre dei problemini. Ho paura che nasconda dei lancieri qui, quindi facciamo un bel giretto. Ok, vediamo un po' se siamo riusciti a entrare in portata. Bene, abbiamo delle cavallerie cogliari sotto tiro. Abbiamo addirittura le munizioni aumentate, quindi non abbiamo problemi di munizioni per adesso. Allora, vediamo un po'. A quanto pare si devono ancora sistemare i miei arcieri. Si ritrovano in una posizione molto brutta, in questo pendio molto difficile, per un territorio davvero molto arduo da superare a piedi. Avanziamo, ecco le cavallerie adesso le posizioneremo qua dietro in modo tale da intimidire un po' l'avversario, e adesso possiamo avanzare anche un altro po' per guadagnare vantaggio e beccarci finalmente questo fantastico bonus. Vediamo innanzitutto se possiamo scoccare qualche freccia. Ecco i samurai con arco, vediamo se i nostri samurai DQ entrano in portata. Ancora non riescono a vederli, ma siamo in portata da un pezzo. Facciamo un altro passo in avanti, vediamo intanto di pescare questo bonus. Ok, vediamo un po'. Posizioniamoci al meglio. E il problema di coordinazione ragazzi audio-video che avete visto nel video di Dota probabilmente era dato a un'impostazione. Ecco le cavallerie, ecco, un attimo ragazzi scusate, ma le cavallerie si stanno muovendo, probabilmente ci sarà qualche lanciere che li aspetta, quindi creiamo problemi qua dietro, intimidiamo l'avversario. Ecco qua le frecce che arrivano immediatamente nel boschetto avversario, hanno perso qualche uomo, benissimo, adesso aumenteremo anche la nostra capacità, la nostra velocità di ricarica. Vediamo un po', ecco le cavallerie che si muovono, torniamo indietro, i lancieri si tengano pronti, mettiamoli qui in questa posizione, via 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 via. Il generale è addirittura anche un po' spadaccino, sa maneggiare la spada, 26 di attacco corpo a corpo, bene bene, ok, questi lancieri possiamo metterli adesso così, bene. Come sta andando? Bene, li stiamo riempiendo di frecce, sono in grande svantaggio e per adesso sta andando bene. Ok. Siamo riusciti a sfoltire una bella unità con questi arcieri, possiamo adesso fermarci, continueranno a far fuoco solo le uniche unità del team Popeye, benissimo. Possiamo addirittura anche avanzare per andare a conquistare un po' di terreno, dovrei aumentare la portata di avvistamento nel momento in cui ci troviamo in queste partite. Ok, posizioniamo il nostro esercito al meglio, benissimo, in questa posizione in modo tale da recuperare campo visivo, il nostro generale sempre nelle retrovie. Ok, le cavallerie che adesso si sono allontanate, possiamo avanzare un altro pochino. Come vi dicevo ragazzi c'è stata quel periodo di, anzi nel video, quella scordinazione tra l'audio e il video, proprio perché, attenzione, le frecce avversarie, maledizione, ecco che dobbiamo immediatamente correre ai ripari, potenziare immediatamente i nostri samurai DQ, attivare la modalità fino alla morte. Loro si ritrovano nel boschetto, quindi stiamo un po' più attenti. Ecco le cavallerie avversarie, ecco le cavallerie, mandiamo avanti i lancieri, lancieri in avanti, via 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 via, forza lancieri, avanti amici miei, andate in avanti. Da questo lato ci sono anche gli Ashikaru Koyari. Le cavallerie gli daranno una mano, benissimo. Una cavalleria penso che si potrà far fuori, due cavallerie con katana. Andiamo, forse è meglio portarle dove ci sono i lancieri. Altri lancieri avversari, meglio andare avanti con le katane. Facciamo un bel giretto ed ecco che la partita si infiamma ragazzi, la partita si infiamma, vediamo se possiamo far fuori. Oh, gli arcieri non dobbiamo perderli, torniamo indietro, si sono scontrati. Mamma mia, le cavallerie avversarie ne stanno risentendo. Vediamo un po' se con queste unità possiamo far fuori il tutto. Due cavallerie nel combattimento, tornano indietro immediatamente. Forza amici miei, tornate indietro, non è l'opzione adatta attaccare in queste condizioni. Le katana adesso faranno il loro gioco contro il resto. Torniamo anche indietro con i lancieri. Scusate ragazzi se ci è voluto un po' per infiammare la partita, ma adesso ci troviamo davvero proprio nel vero scontro. Ok, dannazione, questi lancieri possiamo mandarli in avanti, soprattutto per assorbire un po' di frecce nel momento in cui le nostre katane di dietro, queste qui ragazzi, andranno in avanti. Bene, ok, ce la stiamo cavando abbastanza bene. Andiamo con le cavallerie, facciamo questo bel giro di dietro. Probabilmente l'avversario non avrà più lancieri, avevo visto solo qualche piccola cosa. Avanziamo, abbiamo anche dei lancieri qui davanti. Ok, il nostro generale può terminare questa sua modalità fino alla morte.
Avanziamo anche con queste katane. Dovranno arrivare a breve all'avversario. Ok, benissimo, scagliamoci con tutto quello che abbiamo. Ecco altri samurai con katana come mi aspettavo. E direttamente le cavallerie, ragazzi, si scagliano sopra questa montagna di macerie che ritroviamo qua davanti. Andiamo su, correte amici miei. Bene, con gli arcieri che fanno cantare i loro archi, ragazzi. Queste frecce che davvero scoppiettano nell'aria. Andiamo avanti con il nostro generale per incoraggiare tutto quello che abbiamo qui. Mamma mia, quanti arcieri che ha preso l'avversario. Speriamo di ottenere il meglio. Vediamo un po' se possiamo fare il giro con una bella unità di cavalleria. Ottimo, queste tre cavallerie attaccheranno da questa parte. Molto bene, ci sono anche dei nodaki, ragazzi, vi ricordo. Samurai con nodaki molto potenti nel corpo a corpo, perché hanno una spada 3 volte me. Quindi sono davvero molto potenti anche contro la cavalleria, non so perché. Attiviamo la modalità fino alla morte, tanto per il piacere di attivarla, ragazzi, per rendere le nostre unità molto più coraggiose in battaglia. E adesso fuoco, ragazzi, frecce incendiarie. Incendiamo questi belli alberelli, creiamo un po' di anidride carbonica, ma lanciamo immediatamente le frecce infuocate sul generale nemico e soprattutto su questi samurai con nodaki. Bene, la partita si sta avvolgendo al termine dopo un leggero tempo di attesa, ragazzi. Bene, è sempre bello tornare al vecchio Shogun. Mamma mia, ragazzi, quanto adoro Shogun. Vediamo un po' di andare in avanti. Le nostre katane se la stanno cavando bene, molto bene, ci troviamo in parità. Ecco le frecce che arrivano immediatamente sugli avversari. Ormai l'avversario Barcolla andrà via errante per il campo di battaglia. Vediamo un po'. Maledizione, il nostro generale sta beccando qualche proiettile. Ormai siamo anche abituati con il tema Battlefield. Ho effettuato anche diverse partite, ragazzi, e adesso vedremo un po' di continuare anche qualche partita in multiplayer su Battlefield 3. Allora, siamo riusciti a fare a pezzi questo avversario che a quanto pare poteva essere pericoloso se sfruttava meglio gli arcieri che ritrovava qui. Magari creava 2 gruppetti, uno da questa parte e uno da quest'altra, in modo tale da rendere un po' più difficile come possiamo dire, la precisione dei miei arcieri, in modo tale da colpirli nella maniera migliore. E magari poteva utilizzare le cavallerie al meglio, magari non inviandole direttamente ai lancieri che proprio le aspettavano, ragazzi, con le lance alzate, le hanno fatte appunto fuori. E ha sbagliato un'altra cosa: poteva inviare i lancieri in avanti, addirittura lasciare dietro i samurai con arco e portare dietro tutta la fanteria per scagliarmela addosso. Forse c'era qualche probabilità di vittoria, o forse no, non lo scopriremo mai, ragazzi, perché la partita ormai è andata in questa maniera. Spero ovviamente che il video vi sia piaciuto. Dimenticavo, il problema della sincronizzazione per quanto riguarda audio-video probabilmente è un problema che è dovuto al programma di registrazione, perché se si registra a tutto schermo, ovvero 1920x1080, la qualità che uso io, forse l'audio arriva un po' dopo, quindi forse registrando in half size, ovvero 1024x780, riuscirò a ottenere la qualità ottima e ovviamente anche l'audio sincronizzato. Spero che la mia intuizione sia giusta, ragazzi. Ovviamente spero che la partita vi sia piaciuta. Continueremo ovviamente in Shogun 2 Total War nel momento in cui il nostro generale avrà ancora un po' di voglia, e ovviamente su Max Payne 3 quando riuscirò ad arrivare al punto dove ci siamo fermati in precedenza per colpa del guasto all'hard disk. Spero che questo video vi sia piaciuto. Come ho detto prima, votate e commentate. Ciao a tutti, ragazzi.